tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Andrea, te la linea. Eccoci qua, spero che mi si senta bene. La trasmissione di oggi è Cultura e Arte, dedicata alla presentazione di un libro che farà sicuramente scalpore. Si tratta di Benito, storia di un italiano, di Giordano Bruno Guerri. Ma prima dobbiamo parlare anche di due mostre, quella dedicata a Berthe Morisot al GAM di Torino, che sta per partire, e quella altrettanto iniziante di Enrico Bai al Palazzo Reale di Milano. Nella seconda parte avremo il grande Marco Tonini, che ci illustrerà da par suo il tramonto triste e irreversibile della Fiat. È una storia brutta, come diceva qualcuno oltre confine, brutta nel Canton Ticino, perché la Fiat è stata ha costituito il vessillo, assieme alla Ferrari, in chiave più sportiva, di una certa italianità e di una certa padanità. Oramai da diversi lustri la Fiat giace in una dimensione di decadenza da tardo impero romano, che la vede svenduta ad acquirenti stranieri, ma soprattutto la vede incapace di fornire più quell'immaginario che era molto importante per il mondo italofono, appunto in relazione alla possibilità di viaggiare in diverse chiavi, dall'utilitaria alla berlina e al lusso. Ma tutto questo non c'è più, perché ce lo spiegherà. Come mai sono andate le cose ce lo spiegherà Tonini. Per quanto riguarda invece la questione relativa alla prima parte, appunto il libro che vi dicevo è edito dalla Rizzoli, quindi da una casa editrice al di sopra di ogni sospetto. Lo dico perché qualcuno potrebbe pensare a un libro troppo a controcorrente, ma non è così, anche se indubbiamente il libro di Giordano Bruno Guerri rappresenta la risposta a un altro libro, che è quello scritto da Antonio Scurati e si intitola M. Ricordo sempre, poi ci ritorniamo, che con quell'ironia tipica, molto volgare, tipica della cultura di sinistra, M starebbe per merda, quindi Mussolini merda. Così invece non è, perché Benito è il titolo del libro che risponde a MMM. Invece parliamo subito di due mostre che sono, così vogliamo, più alto, diciamo in assoluta dolcezza. La prima è la mostra di una donna. Quante volte abbiamo detto che la donna è una farfalla che si posa sulle immagini più belle dell'universo. La donna è capace di fare arte meglio dell'uomo. È in una possibilità che viene data, una chance che viene data al sesso femminile di dimostrare ancora una volta. Chiedo se si sente sempre bene al regista, Sì, perché sì, non ho si riscontro. sente. Pronto? Tutto Si sente bene? Sì. Bene, allora la donna è creativa. Allora subito qui mi si obietta. Ecco il solito maschilismo che considera razionale e quindi molto proattivo in senso pratico e risolutivo il maschio, mentre la donna sarebbe solo quella che al di là delle mansioni, come si chiamano, mansioni casalinghe, sta a sognare
cose inutili, meravigliose ma inutili. No, non è affatto così, perché la creatività è l'indice di un'intelligenza eccezionale, ed è proprio il caso di Berthe Morisot, perché noi abbiamo davanti una grandissima pittrice impressionista, che ha prodotto il meglio a fine Ottocento, quindi sono passati certamente tantissimi anni, e è stata la capostipite della Nouvelle Pointure. La Nouvelle Pointure è la grande soluzione che la Francia ha dato ai problemi che alla fine dell'Ottocento tendevano, come sapete, a proporre una disintegrazione della figura. Lei è riuscita a mantenerla, la figura, e questo lo si potrà vedere nelle sue opere in allestimento, grazie a Stefano Arienti, che è il curatore della mostra, alla GAM. Si parte il 16 ottobre alla GAM, Galleria di Arte Moderna di Torino, si parte il 16 ottobre e si va fino a marzo. Berthe Morisot non ha distrutto la figura, l'ha stemperata attraverso dei colori davvero stupendi, che secondo me solo una donna può regalare, che oscillano soprattutto fra il verde veronese e l'azzurro, diciamo l'azzurro oliato, dico oliato nel senso che è leggermente come dire, più chiaro dell'azzurro normale. Quindi sono colori stupendi che ci danno la misura di come l'impressionismo, perché lei era una maestra dello stesso impressionismo di cui poi si resero celebri molti pittori maschi, no? Come Renoir per esempio, ma in Francia, perché la Francia è stata la culla dell'impressionismo, ma probabilmente della intera pittura moderna e contemporanea. Quindi tocchi di effimero, scrive il giornalista Armando Audoli sulla rivista Arte, perché queste figure un po' sfuggenti di donne soprattutto, che si possono ammirare alla GAM di Torino, riescono a risolvere un altro problema, il fatto che l'occhio umano non percepisce più come una volta i contorni ben definiti. È un'asserzione, mi rendo conto, un po' clamorosa, però l'occhio umano è mutato. L'occhio umano aveva una coscienza dei contorni in senso lucido e traslucido ben maggiore tra 400 e 800. Poi cosa è successo? Non è che tutti siamo diventati miopi, ma è successo che l'occhio umano tende oramai da 150 anni, 200 a questa parte, a giudicare le persone non dai loro contorni, ma dalla loro essenza, non essenza spirituale, sto dicendo, essenza materiale, che è data evidentemente più dalla forma che viene percepita in senso di qualità e non di metro o di quantità. Questo è molto importante e lei se ne fa portabandiera, la Berthe Morisot, riprendendo alcune intuizioni che erano state perfino di Sofonisba Anguissola in tempi molto molto più arretrati. La figura femminile che ne esce è di una dolcezza straordinaria. Una dolcezza che i nostri a sud delle Alpi non sono stati capaci a rendere, né i nostri impressionisti né i nostri realisti o surrealisti. E tutto questo appunto è ben percepibile a Torino con la mostra che appunto sta per partire. L'effimero è dato da una sostanza eterea che sembra caratterizzare queste figure disegnate dalla Berthe Morisot proprio all'interno di colori soffusi come quelli che vi ho prima citato. Quindi vale la pena appunto a Torino dal 16 ottobre al 9 marzo andare a visitare alla Galleria di Arte Moderna questo ben di Dio. L'altra mostra che vi raccomando è quella di Enrico Bai
Avevamo già parlato di Enrico Bai. Enrico Bai è sicuramente uno dei più grandi protagonisti lombardi del Novecento. In pratica lui ha colpito molto l'immaginazione negli anni 60, 70, 80 grazie alla capacità di rappresentare quasi in termini surreali, ma con una forte capacità di raffigurazione satirica e anche in chiave politica. Le figure che lui rappresenta sono dei generali, dei soldati che sono pieni di medaglie e che, acquisendo una forma goffa tipica di un'arte sicuramente non più strettamente figurativa ma iconico surreale, rappresentano appunto talvolta c'è un uso di materie diverse, quindi non si tratta solo di pittura a olio, ma anche di costruzioni materiche di varia natura. Ma tutto questo Palazzo Reale sta partendo e è un altro ben di Dio, vi dico e vi raccomando, perché quando parliamo di arte moderna contemporanea c'è arte e arte, c'è tanta fuffa, c'è tanta imitazione stupida, anche l'arte povera ha molto fallito, ma di fronte alla maestria di un Bai non si può dare un giudizio semplicemente negativo. Bai ha rappresentato una vera e propria rivoluzione costruttiva all'interno dell'arte moderna, specialmente del nord, laddove evidentemente altre località o altri contesti regionali non erano in grado di stare subito a questo passo. E tutto questo ce lo ricordiamo fin da quando eravamo giovani ed era già all'ordine del giorno l'insieme delle mostre dedicate a Bai, Enrico Bai, quindi al Palazzo Reale di Milano, appunto. Anche qui sarà per tutto l'autunno e l'inizio dell'inverno. Configurazioni a volte mastodontiche, con ampiezza anche di struttura e di impostazione che caratterizzano il Bai. Qui ne parla sulla rivista Arte, ne parla Marco Meneguzzo, che è un altro critico sicuramente molto interessante, definendo Bai nucleare e patafisico. Quindi l'opera anarchica, perché c'era politica in che senso? Volontà anarchica di distruggere il potere in quegli anni in cui operava il giovane Bai, un vulcanico artista italiano ispirato alla scienza delle soluzioni immaginarie. Sono opere che poi comprendono anche figure femminili, ma tanto diverse da quelle profuse della Bermond-Morisot, che è oramai lontanissima da questo tipo di arte. Ci sono degli spunti, tra l'altro, in Bai, che sono ripresi anche, ma in una chiave altrettanto geniale ma diversa come impostazione formale, dal nostro Reggianini, che è stato il presidente di Arte Nord prima di me, negli anni d'oro. Quindi sono tutti spunti che noi possiamo verificare sul campo proprio andando a Palazzo Reale e visitando queste immagini che spesso sfruttano un verde cupo e dentature tipiche di questi matti e mostri che lui mette in scena, davvero e proprio piranha. Ecco, ma naturalmente finché le cose non si vedono, non si gustano de visu, non c'è la possibilità di capire fino in fondo. Veniamo al libro di cui vi dicevo. È un libro che io vi raccomando, spero che poi il regista possa mettere in video il promo della trasmissione, che proprio, diciamo così, racconta in maniera diretta la copertina. Nella copertina c'è c'è il nome dell'autore, Giordano Bruno Guerri, sul quale adesso ritorniamo, la faccia di Benito Mussolini da giovane, quindi in un'epoca in cui non era ancora conducator della penisola, e il titolo del libro è Benito, storia di un italiano, della Rizzoli. È un libro piuttosto grosso, voluminoso, che costa per la verità 27 euro. Voi dovete tenere conto che si tratta
di 700 pagine, quindi 700 pagine che sono anche ricche di fotografie. Il libro è più bello di M e del M numero 1, M numero 2, M numero 3 scritto da Antonio Scurati, per tantissimi motivi, anche abbiamo detto formali, estetici, rispetto al libro scuratiano, ma è quello che io voglio far capire ai nostri ascoltatori che andranno magari già questo pomeriggio a visitare qualche libreria per acquistare questa biografia di Giordano Bruno Guerri, è molto diversa. Allora vi dicevo, Giordano Bruno Guerri, io ho avuto la fortuna di conoscere Giordano. Giordano è un dono di Dio, secondo me. Ha superato i 70, ma è ancora un giovanotto nell'animo e diciamo ha una funzione di direzione e di sovrintendenza, di ispirazione culturale, si intende, non tanto amministrativa, al vittoriale di Gardone Riviera, perché lui è uno studioso anche di D'Annunzio e poi anche dell'epoca che insomma sicuramente ha visto D'Annunzio ma anche il Duce comandare. Giordano Bruno Guerri è un antifascista, ma è uno che ha capito che parlare del fascismo non è peccato, ma parlare in una certa maniera, tra l'altro, perché il suo antagonista naturale, Scurati, ha imbastito una serie di volumi col titolo M, in cui diciamo così esercita una caricatura mostruosa del Duce, sottolineando appunto, non senza allusioni perfide, gli aspetti più distruttivi. Ora, sia bene chiaro, Giordano Bruno Guerri, dall'altro tra l'altro anche di una sua conoscenza storica eccezionale, non è che non ci racconti le malefatte che ha esercitato Benito Mussolini. Ne ha fatte tante, ne ha combinate tante, ma sentite questa frase che viene riportata nella retro di copertina. Da oltre 20 anni ormai Benito non faceva più distinzione alcuna tra fascismo e paese, mentre ne faceva fra sé e il fascismo, fra sé e il paese. Si era sempre sentito migliore di entrambi, figurarsi riguardo ai fascisti e agli italiani. Molto bella come frase, perché in un certo senso si fa intendere Giordano Bruno Guerri, fu lui per primo a rendersi conto che il fascismo aveva in parte fallito e quindi gli era sfuggito di mano. Era sfuggito di mano in conseguenza di tutta una serie di fattori che adesso sarebbe troppo lungo e comunque nel corso del libro che voi leggerete, ripeto, Benito, 27 euro, edizioni Rizzoli, non stiamo parlando di edizioni di destra, la Rizzoli è una casa editrice, si dice al di sopra delle parti, però tendenzialmente è una casa editrice che ha sfornato moltissimi libri che appartengono alla cultura di sinistra. Quindi se la Rizzoli ha accettato il fatto di pubblicare un libro di Giordano Bruno Guerri dal titolo Benito, lo ha fatto a ragion veduta, sia bene chiaro. Non è un libro filofascista, porco cane, lo voglio dire chiare lettere, è un libro bellissimo che ci racconta la vita di un uomo, di un essere mortale, pieno di peccati, come tutti. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Il fascismo può essere stato un orrore, lo è stato in parte, sicuramente, però noi abbiamo il diritto di conoscere
lealmente, sinceramente, profondamente tutte le pieghe dell'animo di Benito, senza che sia trattato come una M, come fa il dottore Antonio Scurati. Quindi questa è la risposta di qualità che l'ottimo Giordano Bruno Guerri, senese, riradicato in Lombardia, ha un amore straordinario per l'Italia, per la Toscana e soprattutto per la Lombardia, ve l'assicuro. E comunque quello che ci racconta fin dalla nascita ci svela, pensate, già dai capitoli, dai titoli dei capitoli, noi intendiamo con che cura e con che attenzione il nostro Giordano ha lavorato. Il titolo, la parte prima, il figlio del fabbro, fondatore e affondatore dell'impero, naufragio fra due laghi, mussolinismo e antifascismo, anche come commiato che cerca di porre luce su tutto il marasma che si è creato negli ultimi anni. Quindi tutta questa capacità bruno-guerriana di rielaborare una materia complessa, difficile, che andava vagliata con una cura che è tipica del personaggio. Lui, Giordano, è un passionale, ma quel tipo di passione da toscanaccio, questo me lo concederà, che ci mette l'anima nel fare le cose, che ci mette il cuore, che ci mette tutto il cervello migliore, anche il cervello emotivo, se serve per il cervello razionale. Quindi io non ho nessuna vergogna a dire e a proferire e a chiedervi di non comprare M di Antonio Scurati, lasciarlo ad ammuffire nelle librerie e andare subito per favore a comprare Benito, storia di un italiano, Rizzoli Edizioni, a firma del non abbastanza stimabile, perché non esistono più le parole, Giordano Bruno Guerri. Ecco, questo è un libro che il vero storico, il vero vergatore di storia, scevro da pregiudizi di ogni genere, sia ben chiaro, scevro da pregiudizi di ogni genere, deve possedere, è un must, deve possedere nella sua biblioteca, perché se uno nella propria biblioteca non ha Benito, storia dell'italiano di Giordano Bruno Guerri, non ha capito niente di quel famoso ventennio. Quindi sono fotografie bellissime, tra l'altro, sono tutta una serie di passaggi che fanno del libro, secondo me, la più bella biografia che è stata mai scritta su un uomo politico del Novecento. Chiedo sempre, si sente ancora bene? Sì, si sente benissimo. Bene. Quindi, non vi passi per la testa, ma neanche lontanamente, che la trasmissione di oggi abbia qualcosa a che fare con una anche lontana e larvata simpatia per il fascismo, perché io sono il filosofo del leghismo che è nato di sua natura come antifascista, certamente per una nuova Italia, per una nazione a cui noi leghisti vogliamo bene, tanto bene, al punto da interessarci di ristrutturarla in senso federale. Ma sia bene chiara una cosa, che l'anima del vero leghista non è quella di distruggere a prioristicamente, stupidamente, pregiudizievolmente una figura umana del passato. Tantomeno quella di Benito Mussolini, che certamente ha fatto un mare di errori, ma chi non ha fatto errori, e soprattutto, ricordatevelo bene tutti che mi ascoltate, per favore, ne hanno fatto un sacco, ma veramente un sacco. Facciamo la lista: i democristiani, i comunisti, i socialisti, i socialdemocratici,
I conservatori, certamente, tutti hanno fatto degli sbagli enormi, e mettere sul piatto della bilancia le cose non è da storico. È così che salutiamo questo capolavoro di Giordano Bruno Guerri. Benito, storia di un italiano. Il fatto di chiamarlo col nome non significa mettergli una pacca sulle spalle e significa sei stato bravo. No, perché io lo conosco Giordano. Giordano ha scritto questo libro pensando che questo uomo raffigurato da giovane con i baffetti nella copertina è stato qualcuno che ha agito anche per il male, ma non si può al tempo stesso buttare a mare il bambino, si dice, con l'acqua sporca, battuta cretina chiaramente, ma cercare di capire fino in fondo quello che può essere stato il suo limite e il suo modo d'approccio all'intero Moloch fascista, che naturalmente per predisposizione e per esercizio cinquantennale di cultura e di insegnamento noi definiamo negativo. Il fascismo è negativo. Caput, con il pollice verso giù, come facevano i romani quando andavano al Gladio, a vedere il Gladio. Ciò non di meno, noi siamo di fronte a un essere umano che non va giudicato a prioristicamente, né lui né il movimento che ha fondato e ha gestito per tantissimi anni, al di là del fatto che la condanna subita a Piazzale Loreto ci sembra una barbarie, ma questo vale per tutte le persone che sono state punite a morte in quella maniera lì, indipendentemente da quello che hanno fatto. Penso che si concluda qui la prima parte, a dopo con Tonini. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Andrea, te la linea. Sì, eccoci qua, siamo in attesa di riuscire a redivivere, a far redivivere Marco Tonini, in modo tale che ci parli del tramonto della Fiat. Quindi abbiamo concluso questa prima parte dedicata alla figura del Duce, che è stata ridipinta, riscritta, riraccontata da Giordano Bruno Guerri, un intellettuale coraggioso che non ha mai parteggiato con fanatismo per nessuno, ha guidato la famosa rivista Storia Illustrata, in cui ha ricostruito gli anni peggiori del nostro paese, di cui è un grandissimo conoscitore, classico divulgatore, quindi migliore di certi insegnanti come sono io, che rimangono accademici. Ma qui abbiamo non un insegnante, ma un altro grande, secondo me, molto curioso e al tempo stesso profondo nelle sue indagini, storico, ed è Marco Tonini. Finora abbiamo parlato, Marco, del Duce perché è uscito Benito, edizioni Rizzoli, di Giordano Bruno Guerri, che è un po' la risposta, se mi permetto, piccata in senso buono, nel senso giustificata, a M. di Scurati. Ecco, io penso che questo libro, poi dopo alla fine voglio sentire la tua idea, ma prima parliamo della Fiat, questo libro sia destinato ad avere un successo enorme,
io penso che venderà a prima botta un 100.000 copie, che è già in Italia tantissimo, scritto dal caro amico Giordano Bruno Guerri, che è un divulgatore eccezionale, Marco. Ma tu oggi sei chiamato a un altro compito. Mi spiace assumere questa deferenza da prof, perché faccio schifo a me stesso. Però io voglio sentirti sul tramonto lento, triste, inesorabile della Fiat, in cui da bambini, stupidamente, ma proprio da bambini e non di più, perché già adolescenti avevamo cambiato idea, noi prestavamo un'attenzione idolatrica. Scherzando. A te la parola, Marco. Grazie Andrea. Anch'io credo che il libro di Giordano Bruno Guerri sarà molto importante anche per la critica, ed è una risposta per esempio anche ad altri libri come quello di Cazzullo, eccetera. Diciamo, senz'altro lo trovo un modo intelligente di approcciarsi all'argomento. Per andare a Fiat, o meglio a quello che oggi rimane di Fiat, cioè a Stellantis, insomma, ci sarebbero davvero tantissime cose da dire, fare una cronistoria, però alla fine la famiglia Agnelli, specialmente oggi in periodo repubblicano, è un po' una dinastia, è una vera e propria casa reale, e quindi ci sarebbero davvero tantissime cose da dire sugli Agnelli. Ne dirò poche, spero che siano le più importanti. Tra l'altro questo è proprio il periodo in cui l'attuale direttore generale di Stellantis, che è Tavares, che viene da Nissan, è un uomo di fiducia soprattutto della proprietà sia francese che Elkann, diciamo, uomo che ha uno stipendio di Giada, come si dice oggi, di ben 23 milioni di euro. Ebbene, le audizioni di Tavares sono molto chiare da questo punto di vista, per stabilire quello che è il declino di quella che è stata la prima holding italiana e negli anni 60-70 anche il maggior gruppo europeo, il terzo mondiale presente in 61 nazioni, ma poi pensiamo insomma anche alla parte iconica che ha rappresentato la Fiat nel design, con Pininfarina, con Bertone, con modelli storici dalla Topolino alla 500 fino alla Panda, alla 1. Pensiamo ai marchi connessi come Lancia, quindi tutto il rally, come Ferrari. Ripeto, nell'immaginario collettivo, l'altro giorno pensavo per esempio alla Alfa Duetto del laureato, quindi anche nel cinema, se vogliamo, ecco, c'è questa iconicità di un marchio che ha rappresentato la prima holding italiana, ma anche un'impresa con tanti alti e bassi, diciamo, ecco. In queste audizioni noi oggi cosa capiamo? Capiamo che sostanzialmente gli asset produttivi di questo gruppo Stellantis, nato a sua volta dalla fusione di FCA, cioè Fiat più Chrysler, con Peugeot, ebbene non fa più base sull'Italia soprattutto. Intanto perché mentre il governo italiano cerca di imporre delle scelte industriali anche contribuendo alla cassa integrazione, Stellantis ha distribuito solo recentemente 13 milioni e mezzo di dividendi, diciamo. E mentre noi si cerca anche di parlare di incentivi seri, però la deadline dell'elettrico ci porta verso la produzione di auto qui in Europa che costano il 40% in più, quindi bisogna andare lì a verificare, cioè il problema industriale è e resta quello. Stellantis aveva fatto molte promesse all'Italia, si diceva che da quest'anno ci sarebbero stati 1 milione di veicoli prodotti, in realtà siamo al minimo storico con un meno 31 nella produzione, con 400.000 veicoli, quindi veramente il minimo storico, 40.000 dipendenti, però già sforbiciati di 11.500 unità, solo 3.800 quest'anno. Ricordo che quest'anno John Elkann aveva parlato di un mantenimento
dell'italianità di Fiat Stellantis, che fa un po' ridere francamente, perché abbiamo visto la 500 prodotta in Algeria, la Panda in Serbia, la Topolino elettrica in Marocco, da cui giustamente il governo ha fatto togliere il tricolore, l'Alfa Romeo che doveva chiamarsi Milano e che oggi si chiama Junior, che è fatta su uno chassis della Peugeot e prodotta in Polonia. Insomma, siamo a questi livelli. L'unico grande intervento sarebbe questa famosa Gigafactory che è diciamo in produzione con altre joint venture, anche con altre società, la stessa Mercedes eccetera, a Termoli, però diciamo non siamo ancora a quel livello, però anche in quel caso Stellantis si è presa quasi 350 milioni dal governo per quest'idea di questa Gigafactory legata alle batterie. Ricordiamo che lo stesso Elkann ha parlato solo pochi mesi fa, ad aprile, di una Mirafiori che doveva essere un centro unico, un centro integrato per Stellantis. In realtà il calo solo a Mirafiori è dell'83%, la 500 elettrica è stata sospesa nella produzione, lo stesso anche per la Maserati a Grugliasco. Quindi un gruppo che si è internazionalizzato, che fa diciamo politiche soprattutto di tipo finanziario e comunque a livello globale, e nonostante ciò sceglie e non contesta, come per esempio hanno fatto altri penso a Toyota, ma anche gli stessi tedeschi, non contesta le politiche green e le politiche legate alla cessazione del motore a scoppio. Quindi qui siamo ormai a un livello per cui per la finanziaria di casa Elkann Agnelli, che è Exor, l'auto non è più il primo fattore di business, e di cui dovremmo fare insomma tesoro, ecco, di questa idea. Oltretutto Stellantis, prego. No, ecco, ottima questa tua, come dire, focalizzazione sull'attualità. Io volevo tornare indietro anche di 50 anni per capire le radici del male. Ecco, perché certo. Esattamente 50 anni fa cosa succedeva? Venivano messi in cassa integrazione da Gianni Agnelli e i soci, venivano messi in integrazione una certa quota parte di lavoratori Fiat, ed è stata la prima grossa crisi dell'industria. Se ne parlò tantissimo naturalmente e si cominciò a comprendere quanto il gioco dell'avvocato fosse quello un po' di scaricare sullo Stato, sulle casse statali e dintorni, quelle che erano delle imperfezioni, probabilmente non a movo, ma delle imperfezioni che si erano create col passare del tempo in correlazione con la crisi del petrolio, ovvio, degli anni 70, ma anche tante altre concause generali. Tu come metti a fuoco la faccenda? Allora, diciamo che un'evoluzione del gruppo Fiat ha visto diversi momenti che poi sono legati anche alle diverse persone che hanno guidato Fiat, dal senatore Agnelli a Vittorio Valletta, a Ghidella, a Romiti, a Marchionne e così via. Con un Gianni Agnelli che manda poi in pensione Valletta del 66 e prende la guida effettivamente dopo anni in cui appunto con la morte del padre Edoardo appunto era stato un po' Valletta il deus ex machina, il ragioniere, il senatore, l'uomo che aveva poteri assoluti, anche contrasti con i sindacati, però molto ben introdotto nella politica, che aveva fatto anche gli accordi con l'Unione Sovietica e quant'altro. Entra appunto l'avvocato, che poi avvocato non era perché non diede mai l'esame di Stato, però chiamato avvocato. Una delle frasi preferite dell'avvocato era: mio nonno, cioè il senatore, costruì la Fiat con dividendi bassi e grandi riserve con cui costruì Mirafiori, e sicuramente questa frase è vera. Si dimenticava di dire però l'avvocato che in realtà lui preferiva dividendi alti
e investimenti pagati dallo Stato, che era quello a cui poi volevi arrivare. C'è un tema di aiuti di Stato dati alla Fiat che è quasi inquantificabile, sia dai tempi del fascismo, in cui comunque, e anche prima del fascismo in realtà, nella prima guerra mondiale, anche con i prestiti addirittura americani, con cui sostanzialmente Fiat ebbe la possibilità di crescere, ma anche di seguire vie molto burocratiche e spesso non legate a modelli di business, ma legati a modelli di accordi molto, molto burocratici, pastoie burocratiche, eccetera. Gli aiuti di Stato sono stati talmente importanti che oggi, per esempio, ci ha provato la Gabanelli a verificare quanti siano stati, ed è riuscita ad arrivare solo al 1990. Comunque, se calcoliamo dal 90, solo per investimenti su 10 miliardi 4 sono pubblici, senza contare poi che è stata venduta Magneti Marelli, che è una delle più grandi, dei più grandi errori industriali italiani, insieme a quella della vendita per esempio di Pirelli Cavi. Pensiamo anche al prestito Covid, solo di qualche anno fa, governo Conte bis, con un prestito di 6 miliardi e 3. Ma pensiamo alla cassa integrazione, agevolazioni fiscali per le assunzioni e quant'altro, i fondi per l'automotive anche con l'ultimo governo Draghi. Questo perché? Perché questa società non è sempre stata improntata a un modello industriale, ma appunto negli anni di cui parlavi tu c'è il passaggio, soprattutto dovuto al fatto che in Fiat cominciano a comandare per esempio Mediobanca, per esempio Cuccia, cioè chi poi effettivamente prestava soldi a tutti i grandi imprenditori italiani, e questi uomini della finanza parlano soprattutto di riduzione dei costi, che però arrivano ad un impoverimento dei modelli e quindi al fatto che queste auto non sono sempre competitive, al fatto che comunque c'è un irrigidimento negli anni 70 della questione sindacale, no? Si parla del salario come non vincolato addirittura alla produzione e quant'altro, quindi gli scontri, il fatto che comunque ci sia alla fine a volte perfino delle produzioni non economiche, però sovvenzionate dallo Stato, porta chiaramente a una perdita anche di competitività, che verrà ripresa poi per esempio da Vittorio Ghidella, che invece ha dei modelli di successo, eccetera, ma proprio perché Ghidella era uomo nato in Fiat, ma nato in Fiat non solo per come dirigente, ma proprio come tecnico, ecco. E qui c'è lo scontro, tra la finanza che vuole abbassare i costi, vuole diversificare, vuole cercare le fusioni, ma senza avere una vera mentalità industriale, e questo porta inevitabilmente a comprimere in realtà l'investimento, a tagliare sui posti di lavoro, e anziché avere, ripeto, una visione industriale, avere una visione finanziaria. Lo stesso Marchionne, che comunque globalizza la Fiat, lo fa soprattutto per avere minori costi di produzione, e quindi comunque si va verso anche una precarizzazione di molti posti di lavoro. Questo è un po' il filo conduttore, insomma, soprattutto la presidenza Romiti, se vogliamo, ecco, è indicativa di questo declino. Ecco, Romiti è stato la figura, perché è venuto a mancare, ma è così. Certo. Ecco. La figura di Cesare Romiti è una figura che sicuramente ha contato tantissimo in questo declino Fiat. Poi è arrivato Marchionne,
però sicuramente Romiti rimane quasi una sfinge in un certo senso, no? Perché io ancora oggi, se risento dei vecchi filmati, faccio fatica a capire il suo linguaggio, che era un po' criptico, ad essere sincero. Non so che giudizio tu dai a Romiti. No, il giudizio è proprio questo, perché furono Cuccia e Mediobanca a imporre Romiti, poi ci fu anche per un po' la presenza, vi ricordate, di un altro genio della finanza, lo metto tra virgolette, come Carlo De Benedetti, eccetera, sì. in Fiat, cioè si puntava a questa riduzione dei costi anziché un'aggressione, tra virgolette, del mercato, dei modelli, delle potenzialità, e quindi anche grandi ingegneri, grandi modelli vanno a morire, ecco. Ricordo che Carlo De Benedetti aveva già avuto un ruolo leggermente distruttivo per la Olivetti, che avrebbe potuto diventare la nostra Apple, la più grande produttrice di computer del mondo, ma così non è stato. Chiediamoci perché non è stato. Vabbè, boccaccia mia, state zitto. Ma potremmo parlare anche di Olivetti, eccetera. È uscito anche recentemente un testo molto interessante su Olivetti che parla anche di aspetti poco conosciuti sulla crisi poi dell'Olivetti, molto molto interessanti. Quindi, ecco, l'era Marchionne, perché poi Marchionne è stato il becchino della Fiat? Cosa cavolo ha combinato di così sinistro, macabro, da risultare alla fine, magari contro la sua stessa volontà, non so fino a che punto, il vero e proprio becchino della Fiat? Spiegaci questa cosa. Insomma, diciamo che Marchionne ha da una parte cercato questo rapporto internazionale, quindi la fusione con Chrysler, ma soprattutto ha capito che i costi del lavoro in Italia erano particolarmente onerosi per il gruppo Fiat, e che quindi, se in un momento in cui si cominciava a parlare di pochi aiuti di Stato, si cominciava a parlare di comunque di una incapacità poi sempre di intervenire con questa cassa integrazione, eccetera, lui cosa ha fatto? Sostanzialmente ha diluito il marchio Fiat, lo ha internazionalizzato ancora di più, lo ha globalizzato, tra l'altro negli Stati Uniti ovviamente è ricordato come un santo da Chrysler, da General Motors, ovviamente perché ha salvato quel marchio, ma quei piani industriali che facevano riferimento a Termini Imerese, a Pomigliano, e che sono stati poi diciamo anche strombazzati molto sul territorio, non si sono realizzati, ripeto, perché poi quando c'è stato da mettere, come dire, sul tavolo dei soldi da parte della proprietà, la proprietà ha sempre fatto il minimo indispensabile. Quindi da questo punto di vista Marchionne è stato molto ligio alla missione che gli è stata data, quindi di dare un contegno internazionale, se vogliamo di illustrare un po' gli occhi anche allo Stato italiano, ma in realtà di cambiare poco in quella che era purtroppo già la linea del declino. Perché qui si intreccia, giustamente, si intrecciano due binari, che il primo è il declino di un'industria, di un marchio, di una fabbrica, forse la più illustre, almeno per un certo periodo, di tutte le industrie italiane. E dall'altra parte è la famiglia che è in una crisi complessiva nel suo intreccio con gli Elkann, e con processi, mi sembra, cioè indagini giudiziarie in corso, no? Cioè, quindi c'è proprio un fango che va a ledere la stessa dignità di chi ha portato avanti il progetto, ha gestito, eccetera, eccetera. Naturalmente stendiamo un pietoso velo perché non è il caso. Dicevamo prima che su Benito Mussolini bisogna dire le cose brutte, tantissime, ma anche le cose magari accettabili. Non calziamo la mano su Giovanni Agnelli, perché qui ci sarebbe da dire delle cose, certo. Ma
Ecco, è meglio lasciar perdere, riguardano più il privato che il pubblico. E quindi è meglio lasciar perdere, non abbiamo qui intenzioni, poi insomma comunque cerchiamo di prendere le cose buone e sono tante che ha fatto. Però c'è poi tutta l'eredità di sangue, no? che va a farsi fottere. Dici tutto. Allora, dicevo prima che è un po' una casa reale, una dinastia in questo senso, e quindi come un po' come tutte le case reali ha dei misteri al proprio interno. Pensiamo alla scomparsa del figlio dell'avvocato Edoardo Agnelli, che era un uomo molto colto, che si era avvicinato alla filosofia sufi, al mondo islamico, che per anni era stato cresciuto dicendogli: tu non sei adatto a guidare la famiglia perché sei troppo buono, perché sei un debole, e poi probabilmente in questa persona qualcosa è scattato. Ci sono dei misteri. L'avvocato aveva un fratello di cui non si parla mai, Giorgio Agnelli, che ebbe problemi di schizofrenia e venne completamente dimenticato da qualsiasi documento. Ci sono, come in ogni famiglia, i problemi della successione. Vi ricordate Giovannino Agnelli, che però scompare perché purtroppo appunto la malattia si porta via quello che poteva essere comunque anche un grande uomo per il rilancio del marchio, che si era comunque dato da fare anche in Piaggio e in altre. E poi c'è tutta l'epopea di questa rete familiare che comprende tantissime famiglie più o meno nobili legate agli Agnelli. Penso ai Rattazzi, ai Fustenberg, ai Brandolini, agli Elkan, appunto, che è una famiglia comunque legata alla grande proprietà ebraica diciamo francese, parigina, i De Palen, eccetera e quant'altro. La successione, diciamo, gli ultimi fatti sono legati a a una cosa molto prosaica, al fatto che comunque gli attuali Elkan avrebbero cercato di nascondere, così dice l'accusa, intendiamoci, di nascondere sostanzialmente alcune entrate e alcuni lasciti del nonno attraverso forse una firma estorta alla nonna Caracciolo, o una firma più o meno falsificata. Perché ovviamente la loro madre, Margherita Agnelli, avrebbe voluto che all'interno del testamento, quindi dei benefici diciamo del possesso azionario e di tutti questi lasciti, anche i propri figli di secondo letto, che sono appunto i De Palen. Quindi vediamo che nelle piccole come nelle grandi cose, insomma, questa gente si assomiglia molto, ecco, però mettiamola così. Queste case reali che a volte diciamo si fanno la guerra, ripeto, per situazioni molto, molto prosaiche, sono e restano però sempre alla guida dell'opinione pubblica. Perché posseggono la stampa, perché posseggono, diciamo, hanno come editori, pensiamo al tutto il gruppo Gedi e quant'altro, perché comunque cercano di fare a loro beneficio chiaramente opinione pubblica, e quindi insomma siamo un po' legati a questi gruppi, a questi signori, e dovremmo invece insomma un po' più ragionare con la nostra testa, questo a beneficio di tutti, soprattutto nella valutazione della politica di tutti i giorni. Però insomma, non avendo una famiglia reale vera e propria, anche se vabbè i Savoia sono rientrati, ci balocchiamo insomma con le piccole grandi miserie di casa Agnelli e del loro pettegolezzo. Perfetto, grazie ancora tantissimo. È una saga, no? Potrebbe diventare una saga cinematografica per chi avesse il coraggio. Assolutamente sì. E adesso appunto vedremo gli sviluppi prossimi venturi, ma qui c'è così tanto, come tu accennavi all'inizio, così tanto marasma, confusione e ambiguità sulla questione dell'elettrico, eccetera, che davvero l'oggetto Voiture sta diventando una sfinge. Grazie di tutto, a risentirci Marco, a presto,
E davvero, Perfetto. Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato